Juliana Bisognin oggi meglio, molto meglio, nonostante la sconfitta. Abbiamo anche provato a recuperare il risultato. Sì, diciamo che oggi abbiamo messo quello che nelle altre partite è mancato, voglia. Oggi abbiamo giocato, tutti hanno messo il massimo, diciamo, non tutto, però ognuno ha dato il meglio di sé e abbiamo fatto un risultato. Ci è arrivata un'altra sconfitta, però il gruppo è, diciamo, un po' più contento perché in settimana abbiamo lavorato un po' bene e diciamo che piano piano ci stiamo mettendo a posto. Gruppo che però ha bisogno di qualche rinforzo perché obiettivamente la rosa è molto corta. Sì, diciamo che se arrivava uno almeno che ci può dare una mano a segnare, perché noi difesa stiamo bene, ma quando ci arriviamo un po' davanti noi abbiamo una che ci segna, che ci fa segnare o magari una che può dare una mano lì davanti, diciamo, ecco. Torniamo indietro di 7 giorni, raccontaci il tuo gol che hai fatto domenica scorsa a Scandicci, veramente molto bello. Sì, io ho fatto una battuta anche a un'amica mia che mi ha scritto e ha detto finalmente hai fatto un gol, no? Però alla fine sì, hai fatto un gol, è stato importante perché comunque ha portato un 2-2, dopo Veronica ha segnato 3-2, però ha portato per vincere una partita, allora sono molto contenta, un gol sì, bello, però ci può fare di più, no? Deborah Vanin, a inizio campionato sembravi sotto nella classifica marcatori, ti sono bastate 2 partite, 5 gol, giusto domenica scorsa, 3 oggi. Poi ti abbiamo visto fare tanti assist. Sì, all'inizio della stagione mi sono stata un po' giù, però sempre a prendere il ritmo della partita, a prendere il ritmo dei gol come ha fatto l'anno scorso. E, quindi succede questo, non cerco solo il gol, cerco pure a dare assistenza alle mie compagne. Sì, hai fatto molti assist, ma potevi anche andare al tiro secondo la mia personale opinione, però insomma si vede anche la generosità di Deborah Vanin. Sì, volevo fare un gol giusto perché è il suo compleanno, però lì in quell'ultimo attacco non è riuscita a fare, però ci sta. La kick-off è lì, è nelle prime posizioni, sta risalendo le posizioni, ha già vinto un titolo, anche se è solo la Supercoppa. Dove può arrivare questa kick-off? Inizialmente con la squadra nuova abbiamo pensato prima di fare l'allenamento super forte per arrivare nella partita e sempre cercare il meglio, quindi magari abbiamo perso qualche punto importante e stiamo cercando di arrivare più vicino alla classifica ogni partita. Mister Mario Lovo, ti vediamo più sereno di un mese fa. Più sereno, abbiamo perso, non sono più sereno, sono contento della prestazione, dell'impegno e della concentrazione per tutta la partita. Non volevo che succedesse come le altre partite di finire con una goleada. Sono state concentrate, hanno rimesso anche il risultato in bilico, hanno tenuto il risultato in bilico fino alla fine, quindi sono contento. Sapevamo che davanti avevamo una squadra che punta al vertice, quindi sono stato contento. Che mi è piaciuta di più, come dicevo prima, è la concentrazione e anche la pressione, l'impegno che ci hanno messo le ragazze. Che mi è piaciuto di meno, forse non abbiamo creato le occasioni che volevo, che dovevamo creare, insomma. Però sono più stato contento che deluso. Il Real Grisignano in questo momento ha una rosa cortissima, solo 11 giocatrici, c'è bisogno di qualche rinforzo. Cosa ne pensi? Sta lavorando il direttore sportivo col presidente per aumentare la rosa, perché veramente siamo molto stretti. Cosa ne pensi della convocazione di Marta nell'Under 19, di Adelaide Famà con la nazionale italiana e di Maria Leandra Argento con la nazionale argentina? Marta è già stata in nazionale, penso abbia fatto un bel ritiro. Per quanto riguarda Adelaide l'abbiamo vista stasera, quindi non c'è niente da dire, penso è da un po' di tempo che la tenevano d'occhio e si vede sul campo le capacità dell'atleta. Per quanto riguarda Leandra, sono contento per lei che vada a fare la Coppa America e gli auguro a tutte e due, specialmente anche a Leandra, che facciano molto bene le proprie nazionali.